Di FIOM e WIL e le aziende Ferroli, Riello e Sime sono stati ricevuti in regione a Venezia. Sentiamo con quali risultati. Ricerca e innovazione sono le parole chiave per risollevare la termomeccanica veronese dalla crisi che colpisce tre nomi storici quali Riello, Ferroli e Sime. I sindacati hanno chiesto un preciso impegno alla Regione Veneto. Chiediamo che intervengano per stimolare la nascita di un sistema territoriale del termomeccanico dove possano arrivare finanziamenti e risorse per innovazione e ricerca, perché stiamo parlando di aziende che purtroppo in questi anni per la crisi e per debiti finanziari non hanno investito su ricerca e innovazione. All'incontro erano presenti anche i consiglieri regionali veronesi che hanno avanzato alcune proposte garantendo un sostegno, si spera, concreto al comparto. Ma la situazione del termomeccanico veronese è preoccupante, bisogna passare dalle analisi alle proposte. Io penso che la Regione possa fare alcune cose. La prima, agire sulle imprese perché sospendano i provvedimenti unilaterali che rischiano di accendere il clima e non favorire la trattativa. Secondo, la Regione può agire attraverso il governo sulle banche perché allentino la pressione finanziaria. Terzo, può agire verso l'associazione degli industriali perché convinca l'impresa dei processi di aggregazione che utilizzino gli strumenti regionali disponibili, cioè la legge sulle aggregazioni e le reti innovative di impresa, per agganciare quella che può essere la ripresa economica attraverso anche gli investimenti della BCE. La quarta cosa che si deve fare assolutamente è non perdere l'occupazione, quindi usare i contratti di solidarietà e tenere assieme tutte queste forze. La Regione può agire, deve agire, perché il termomeccanico a Verona rappresenta una punta di eccellenza. Starà a noi fare tutto quello che possiamo fare come rappresentanti della Regione per sensibilizzare e non solo le tre realtà e magari provocare quel tavolo con Confindustria, che è quello che ci hanno chiesto, che fino adesso non ha voluto parlare. La Regione ha gli strumenti, pensiamo solo ai fondi europei sull'innovazione e la ricerca, pensiamo ai fondi regionali sugli stessi temi, pensiamo alla possibilità, anzi alla necessità di invitare le aziende ad aggregarsi, a trovare delle forme, perché è una filiera, loro potrebbero mettersi assieme e potrebbero quindi assieme ridurre le spese, avere un'economia di scala, contrattare meglio con le banche e quindi evitare quei licenziamenti e quelle riduzioni fortissime di stipendio che non possono essere la soluzione in un paese civile. Nuova crociata dei sindaci